Le fiamme sono divampate al mattino, poi Villa Finozzi ha continuato a essere divorata dal fuoco per gran parte della giornata. Paura, danni e dolore in via San Valentino a Mirabella di Breganze, dove la storica e bellissima magione settecentesca è stata aggredita da un rogo. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio e non si esclude che a originare il disastro possa essere stato un fulmine durante il temporale che si è sfogato sulla pedemontana nella notte precedente. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito dagli appartamenti ai piani alti per poi interessare travi e capriate di sostegno del tetto. Sul posto sono accorse squadre di vigili del fuoco da Vicenza, Bassano e Schio che hanno lavorato duramente per cercare di contenere il rogo e per ridurre al minimo i danni. Nonostante tutto, un denso fumo grigio e nero si è elevato per ore dall'antica villa, circondata da un grande giardino alberato, radunando nelle strade vicine un gran numero di residenti incuriositi e addolorati per quanto sta accadendo a un monumento così importante per il territorio. Più volte le fiamme altissime sono state viste balenare dal tetto e più volte i pompieri si sono avvicinati con l'autoscala, scaricando sulle parti interessate torrenti d'acqua. In via San Valentino sono giunti anche i carabinieri della stazione di Breganze per gli accertamenti di rito. Fortunatamente non ci sono stati feriti e le persone presenti nella villa quando è partito il fuoco si sono messi in salvo autonomamente. Ci vorrà del tempo per quantificare i danni e capire quali saranno le ricadute per la villa settecentesca.